Buongiorno, eccoci al consueto appuntamento con la rubrica Family, Salute e Benessere. Oggi è nostro gradito ospite il dottor Piero Brosolo, che è direttore della struttura operativa complessa di gastroenterologia dell'azienda sanitaria del Friuli Occidentale. Spieghiamo bene, l'azienda sanitaria Friuli Occidentale vuol dire ospedale, anche ospedale o soprattutto ospedale di Pordenone. Buongiorno dottor Brosolo, grazie per essere qui con noi per parlarci di un'iniziativa che per la prima volta si tiene nella destra tagliamento. Si stanno svolgendo proprio in questo periodo i corsi di formazione del personale infermieristico per quanto riguarda la nutrizione artificiale da fare direttamente sul territorio. Intanto vediamo che cos'è la nutrizione artificiale. La nutrizione artificiale è una modalità di somministrazione dei nutrienti per quei soggetti, per quei pazienti che non riescono a nutrirsi ovviamente per via naturale. Questo è dovuto a vari motivi, sempre più frequenti per il fatto che la popolazione invecchia sempre di più e per il fatto che ormai alcune patologie croniche possono essere trattate per lunghi periodi di tempo, il paziente sopravvive per lunghi periodi di tempo. Però ovviamente queste situazioni si scontrano con una capacità ridotta di potersi alimentare adeguatamente per via naturale, quindi bisogna trovare delle soluzioni che sono dei veri e propri atti medici e che prevedono ovviamente una conoscenza della materia. La nutrizione artificiale si applica specialmente ai pazienti che per motivi legati all'età, alla demenza oppure malattie neurologiche o anche patologie neoplastiche, specialmente del cavo orale, necessitano appunto di introduzione attraverso delle modalità artificiali che sono rappresentate, la più semplice, dal sondino nasogastrico, che però può essere mantenuto in sede solo per un periodo di tempo limitato perché risulta fastidioso, oppure per una via che rappresenta una tecnica endoscopica, che è quella del posizionamento della cosiddetta PEG, che è la gastrostomia endoscopica percutanea, cioè è un piccolo atto chirurgico, diciamo, attraverso il quale si pone una sonda direttamente attraverso la parete addominale nello stomaco. Detto così sembra una cosa estremamente complicata, in realtà è una tecnica ormai molto applicata e questo permette l'introduzione direttamente nello stomaco degli alimenti nei soggetti che non sono in grado appunto di alimentarsi adeguatamente. Per fare questo bisogna avere anche una certa manutenzione di questi dispositivi perché vanno sostituiti periodicamente. Questa è la problematica che ha dato luogo all'inizio del corso, alla scelta di fare questo corso, perché che cosa succede? Che questi pazienti molto spesso domiciliati oppure in case di riposo necessitano appunto periodicamente di una sostituzione di questi dispositivi e quindi trasporti difficili, organizzazione più complicata per pazienti che devono arrivare in ospedale, costi sicuramente superiori e anche fastidi per il paziente e per chi li gestisce. Allora si è cercato di ovviare questo andando direttamente nella sede dove si trova il paziente, che può essere la casa di riposo o il domicilio. Questo l'abbiamo fatto per un certo periodo di tempo grazie alla disponibilità di colleghi che periodicamente per situazioni particolari uscivano sul territorio. Quindi erano i medici che prima si occupavano? Esatto, ma si poteva fare solo per una percentuale limitata di casi. Diciamo quelli che avevano delle più grosse problematiche di trasporto in ospedale. Ora invece, con la collaborazione... Ecco, chiedo scusa, dottor Brosolo, mi diceva per quanto riguarda l'alimentazione col sondino nasogastrico solo un mese e invece con l'altro sistema? Con l'altro sistema per anni.
Si può procedere per anni. Ovviamente questi materiali, che sono materiali plastici in silicone, hanno una durata dovuta al fatto che c'è un deterioramento dovuto al loro utilizzo, Sì. e di conseguenza vanno sostituiti per un tempo variabile a seconda di come viene gestita questa gastrostomia, questa PEG. Ci sono delle durate anche prolungate, addirittura per un primo impianto si arriva anche a 2 anni, per altre situazioni mediamente 6 mesi. Diciamo che fondamentalmente la tecnica di sostituzione è una tecnica relativamente facile, però richiede una certa esperienza. Ecco che allora abbiamo attuato questi corsi in collaborazione con il distretto territoriale, per cui gli infermieri del distretto vengono a imparare questa tecnica in ospedale da noi, e c'è un corso ben strutturato anche dal punto di vista teorico, con la spiegazione di quelle che sono le caratteristiche della nutrizione artificiale e diciamo, le corrette indicazioni anche per questo, anche perché devono essere date delle risposte ai familiari e alle domande che si pongono. E quindi gli infermieri, nel momento in cui acquisiscono questa esperienza, sono in grado, salvo situazioni particolari che richiedono ovviamente un'azione medica, sono in grado di sostituire, di gestire questi pazienti per i loro bisogni e per le loro problematiche anche a domicilio o nelle case di riposo. E questo accade quotidianamente, cioè c'è la necessità di una visita ogni giorno per gestire i pazienti che sono a casa? No, diciamo che la necessità è variabile a seconda della problematica che sottostà alla patologia del paziente, e ovviamente è su chiamata, su richiesta. Non c'è una periodicità stabilita. Possono esserci delle problematiche legate a delle complicazioni che richiedono magari anche una presa in visione quotidiana, e delle altre problematiche che magari richiedono invece un'attenzione molto più diluita nel tempo, anche di mesi. Ecco, addirittura si parla di centinaia di persone sul territorio che hanno la necessità di essere assistite in questo modo. Sì, questa è una condizione che si verifica sempre più frequentemente, per i motivi che avevo detto prima, Sì. e cioè l'aumento delle patologie croniche e l'aumento dell'età dei pazienti. Che cosa succedeva una volta? Una volta il paziente anziano, molto anziano, quello che viene chiamato in termine anche medico il grande vecchio, a un certo punto esauriva le sue risorse e quindi smetteva di mangiare e nel giro di pochi giorni moriva. Ora è discusso se questo sia etico oppure no in certe situazioni, le opinioni sono molto differenti tra laici e credenti. Diciamo non c'è un bianco e un nero, c'è tutta una sfumatura di grigi. Però è vero che molto spesso questi pazienti, anche che hanno demenza, diciamo, riescono a recuperare dal punto di vista nutrizionale attraverso queste metodiche. Ovviamente tutto dipende anche dall'ambiente familiare, da quello che era il passato del paziente e di chi gli vive vicino. E quindi la famiglia rappresenta il punto di riferimento nelle scelte di quello che è opportuno o meno fare, senza arrivare a delle situazioni limite di accanimento terapeutico, ma allo stesso tempo tenendo presente quelle che sono le volontà del paziente e di chi gli sta intorno. Ecco, con questo sistema il paziente non ha la necessità di essere ospedalizzato, mentre un tempo invece doveva rimanere in struttura. In questo modo può essere a casa, può avere tutta l'assistenza necessaria, perlomeno per quanto riguarda per quanto riguarda la nutrizione artificiale, almeno ce l'ha direttamente a casa senza doversi spostare, senza dover o rimanere in struttura. Quindi si sta andando sempre di più nell'ottica dell'assistenza sul territorio.
Questo è particolarmente importante per quei pazienti che sono ancora in grado di intendere e di volere e che diciamo, hanno una problematica nutrizionale legata specialmente ad una problematica neurologica e quindi sclerosi multipla, patologie degenerative del sistema nervoso centrale. Questi pazienti in realtà potrebbero anche in alcuni casi avere una vita diciamo abbastanza relativamente normale, ma hanno proprio l'incapacità alla deglutizione. Oppure pazienti appunto che sono stati trattati, che hanno fatto chemioterapie o radioterapie per delle patologie del cavo orale, anche questi hanno una capacità di intendere e di volere e di allo stesso tempo potersi gestire ancora la loro vita, ma di non potersi nutrire. E quindi queste metodiche a questo punto lì diventano veramente opportune e la gestione anche più conveniente per il paziente senza dover essere ospedalizzato è sicuramente la via migliore. Ecco, anche in questo caso il ruolo dei parenti, il ruolo dei familiari. Ma come dicevo non solo dal punto di vista delle decisioni per quanto riguarda la gestione, proprio per la gestione stessa. Certo, anche lì diciamo ci sono delle situazioni variabilissime. La gestione dal punto di vista pratico, una volta che si sono diciamo, chiariti quelli sono gli aspetti tecnici, è relativamente facile. Certamente bisogna che quello che è il familiare, che in termine medico si chiama caregiver, e cioè colui che si prende cura e che ha diciamo, la responsabilità della gestione del paziente, deve essere una persona che anch'essa è addestrata, ma gli infermieri del territorio fanno anche questo, e cioè essendo in contatto con la famiglia sono in grado di passare quelle che sono le informazioni che sono necessarie per la gestione migliore. Questo avviene ovviamente nel corso del tempo. Siamo già giunti al termine di questo appuntamento. Non posso fare altro che ringraziarla per essere stato qui con noi, per parlarci appunto di questa iniziativa che si suppone possa essere allargata anche a altri territori, perlomeno organizzata come la sta organizzando lei nella destra tagliamento. Ringraziamo il dottor Piero Brosolo per essere stato con noi e vi ringrazio per averci seguito con la rubrica Family Salute e Benessere. Ci vediamo martedì prossimo, sempre alla stessa ora. Arrivederci. Come è andato?